Abbiamo adesso Alessandra Mascioli di quel patrimonio del Paese che è il CNR, che presso il Ministero della Transizione Ecologica si occupa in particolare dei CAM e ci parlerà di criteri ambientali minimi per una mensa che nutre. E noi pendiamo dalle sue labbra. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Io sono stata invitata a questo evento in quanto sono stata coordinatrice del tavolo di lavoro per la definizione dei criteri ambientali minimi sui servizi di ristorazione collettiva istituzionale. I servizi di ristorazione collettiva istituzionale che dovessero essere, definiti dei criteri ambientali per i servizi di ristorazione collettiva istituzionale era già stato previsto dalla legge finanziaria 2007, quella che ha demandato al Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze, la definizione, l'attuazione e il monitoraggio di un piano d'azione nazionale in materia di appalti pubblici verdi. Questo perché? Perché i servizi di ristorazione collettiva istituzionale nell'ambito della contrattualistica pubblica hanno un peso rilevante dal punto di vista economico. Considerate che nel 2021 il valore aggregato delle basi d'asta ammonta a 3 miliardi di euro, questo dai dati ANAC, e perché il settore agroalimentare è, per impatti ambientali, considerando l'intero ciclo di vita, secondo uno studio del JRC della Commissione europea, il più rilevante. I criteri ambientali minimi, questi di cui parleremo oggi, sono stati adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il 10 marzo 2020 e sono stati definiti nell'ambito di una procedura che era quella prevista dal piano d'azione che attualmente è stato abrogato per gli effetti dell'approvazione dell'edizione 2023 del piano d'azione nazionale sugli appalti pubblici verdi. Quindi nell'ambito di un tavolo di lavoro in cui, come vedete da queste tabelle, sono stati coinvolti i rappresentanti delle istituzioni di riferimento per questa categoria di appalti, cioè prima fra tutte il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero della Sanità. Il Ministero dell'Ambiente ha fatto da coordinatore per il tramite appunto del personale del CNR, Istituto Inquinamento Atmosferico, e sono state coinvolte i rappresentanti delle imprese e i rappresentanti di altre associazioni di categoria stakeholder nell'ambito di questo tavolo ed altri esperti. Come di consueto, le fonti per la definizione dei CAM ristorazione sono stati i criteri comuni di GPP sviluppati dal CRC in ambito quindi su delega della Commissione europea, della DG Ambiente della Commissione europea, e hanno come anche etichettature di riferimento quelle principali utilizzate nell'ambito dei prodotti alimentari, prima fra tutti quella biologica. Il tavolo di lavoro e il dibattito all'interno di questo è stato molto complicato perché il documento dei criteri ambientali minimi, questo così come tutti gli altri che sono adottati, deve rappresentare una sintesi di varie visioni politiche con interessi divergenti fra loro. Quindi la vera, oltre a una base tecnica, la complessità di portare poi a compimento questi documenti è proprio negoziare le differenti e trovare appunto un punto di sintesi, un punto di equilibrio tra diversi obiettivi politici.
Considerate che la prima versione dei CAM è stata posta in consultazione al tavolo di lavoro nel 2017, il CAM è stato approvato nel 2020, ma già era perfettamente in sintonia con tutte le indicazioni contenute nella comunicazione 2020 una strategia dal produttore al consumatore per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, emanata dalla Commissione europea in attuazione del Green Deal europeo. Quindi sostanzialmente questa comunicazione, anche attraverso lo strumento degli appalti pubblici verdi, dava indicazione di promuovere la produzione biologica, di comunque promuovere prodotti che fossero realizzati con minore uso di fitofarmaci chimici, valorizzare gli allevamenti a minor consumo di antimicrobici e valorizzare le misure per il benessere animale, dare misure per ridurre gli sprechi lungo la filiera e promuovere diete con cibo più sano e nutrizionalmente migliore, con cibi freschi e meno lavorati. I CAM sono questi vigenti, hanno abrogato dei CAM che erano stati adottati nel 2011. Come potete vedere, anche all'interno del vigente codice dei contratti pubblici, che la cui efficacia è decorsa dal 1° luglio 2023, è stato reinserito in maniera molto fedele al codice previgente l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche, le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi e di tener conto dei criteri premianti dei medesimi criteri ambientali minimi laddove la gara sia giudicata anche sulla base di elementi qualitativi. Un'ulteriore indicazione che è stata data alle stazioni appaltanti è quella di valorizzare economicamente l'inserimento dei criteri ambientali minimi all'interno delle procedure di gara pubblica. Cosa significa? Significa fare attenzione nelle basi d'asta e riconsiderarne il valore tenendo conto di quello che può essere l'impatto dei costi derivanti dall'inserimento dei CAM. Qui essenzialmente l'extra costo è dato, l'extra costo dipende chiaramente da come erano impostate le gare precedenti, dalla quota di prodotti biologici che è prevista obbligatoriamente, cioè all'interno dei criteri obbligatori dei CAM, questo quindi sia da fare questa considerazione per tener conto all'interno delle basi d'asta della qualità ambientale del servizio, ma il CAM anche va a valorizzare il fatto che si possa giudicare la gara attraverso il criterio del prezzo costo fisso, proprio per garantire che la qualità, anzi la concorrenza si sviluppi soltanto sugli elementi qualitativi e quindi anche per cercare di garantire dei corrispettivi adeguati alle aziende di ristorazione che in questo modo possono non comprimere i costi attraverso altre voci di costo, quali possono essere quelli del lavoro, ad esempio. Questo è un altro concetto fondamentale nel tema della sostenibilità, che deve approcciare anche la sostenibilità economica oltre quella ambientale o sociale.
Gli obiettivi dei CAM sono quello di promuovere modelli produttivi migliori sotto il profilo ambientale, in modo tale da diminuire l'eutrofizzazione e l'inquinamento delle acque, per tutelare la biodiversità, per non compromettere la fertilità dei suoli, ma anche per ottenere delle materie prime tendenzialmente più salutari per i destinatari, perché prive o con minori residui di fitofarmaci sintetici o, nel caso degli allevamenti, non trattati con antibiotici ed altre sostanze utilizzate per accelerarne la crescita. Per esempio, gli ormoni non sono vietati nei paesi extraeuropei. Promuovere, ove tecnicamente possibile, cioè negli uffici, nell'università e nelle caserme, una dieta a minor consumo di proteine animali, ridurre la produzione dei rifiuti e minimizzare gli sprechi alimentari con criteri più incisivi rispetto ai CAM previgenti, ridurre i consumi energetici e le correlate emissioni di gas climalteranti in modo sempre più ampio rispetto ai CAM previgenti, cioè questo ad esempio attraverso il maggior uso di cibi freschi e meno lavorati, attraverso l'utilizzo del criterio premiante del chilometro zero e della filiera corta riferito ai prodotti alimentari, attraverso per esempio l'efficienza energetica delle attrezzature, se da sostituire nelle mense interne. Un altro obiettivo dei CAM è quello di sostenere l'economia di prossimità, cioè di ridurre la distanza dal luogo di produzione e consumo, ciò in questo particolare settore a favore delle aziende agricole che producono secondo il metodo biologico. Questo criterio è utile a, diciamo, favorire la transizione verso un metodo di produzione agricola più conservativa nell'ambito di tutto il territorio nazionale, anche quali altri obiettivi il CAM ha quello di assicurare le verifiche di conformità efficaci ed efficienti in modo da favorire la leale competizione tra le aziende. Infatti i criteri sono diciamo, stati scritti e concepiti proprio per favorire queste verifiche, che erano particolarmente di facile elusione, la verifica di conformità rispetto alla quota dei prodotti biologici per quanto riguarda i prodotti deperibili, e anche, insomma, la sezione delle verifiche è particolarmente articolata. Ha approcciato delle criticità etico-sociali tipiche del settore e delle filiere di riferimento e ha stimolato la creazione di nuove filiere produttive sostenibili a livello locale, soprattutto per quanto riguarda l'itticoltura, e punta sull'appetibilità del pasto per prevenire le eccedenze alimentari. Sostanzialmente una delle indicazioni che ci è stata data è stata quella di diciamo, diminuire la domanda aggregata di prodotti biologici, questo per tener conto in maniera anche molto prudenziale di quella che è la produzione di biologico nazionale ed evitare l'importazione di prodotti biologici dall'estero, quindi questo avrebbe anche inciso negativamente sugli impatti ambientali derivanti dalla logistica, ed è per questo che la quota dei prodotti biologici è stata differenziata a seconda dei destinatari del servizio, e in particolare la maggior quota è stata destinata all'ambito scolastico. All'ambito per gli uffici, le università e le caserme e al settore ospedaliero è stato, diciamo, formulato un altro tipo di criterio. Peraltro la popolazione della fascia scolastica dagli 0 ai 19 anni è quella che ha i maggiori benefici dal punto di vista della salute del nutrirsi di cibo biologico. Ciò ha consentito anche di cogliere delle specificità del servizio laddove reso in contesti diversi. Ok, a parte questo, sì, sono stati approcciati anche degli aspetti sociali, e questo è come si articola il documento di CAM per i servizi di ristorazione scolastica.
requisiti per gli alimenti, che poi andremo a vedere un po' più nel dettaglio, flussi informativi, l'esecutore del contratto, diciamo, è obbligato a informare su quando e che tipi di pietanze biologiche o altrimenti qualificate nell'ambito della sostenibilità introdurrà nel menu della settimana o del mese di riferimento, in modo tale che queste informazioni siano incluse nei menu e quindi siano anche, diciamo, fruibili dalle famiglie. Ha un criterio che riguarda la prevenzione e la gestione delle eccedenze alimentari, prevenzione che va dalla formazione degli operatori economici cioè degli addetti al servizio per la corretta porzionamento dei pasti, al monitoraggio delle eccedenze alimentari e all'attuazione di tutte misure che possano poi diciamo essere utili alla riduzione degli sprechi. Ha un criterio che riguarda la prevenzione dei rifiuti, ad esempio, cioè c'è l'obbligo di utilizzare stoviglie, bicchieri e contenitori riutilizzabili, e anche approccia il tema delle sostanze pericolose all'interno degli oggetti e materiali che vengono a contatto con gli alimenti. E dà altre indicazioni per ridurre e gestire correttamente i rifiuti, e altri criteri su altre merceologie utilizzate nell'ambito del servizio di ristorazione collettiva. Anche il tema della formazione degli addetti al servizio è approcciato, anche per esempio per quanto riguarda i metodi di cottura che possano consentire di ridurre i consumi energetici. Tra i criteri premianti, quello sicuramente più interessante e difatti anche quello più utilizzato è proprio quello dei prodotti biologici e filiera corta. Poi si dà, diciamo, molta enfasi e un altro, diciamo, criterio importante è quello che riguarda la comunicazione e i progetti di educazione ambientale. Abbiamo visto come anche dai progetti precedenti la Regione si sta effettivamente diciamo, attraverso questi progetti dando un'ottima, diciamo, applicazione e attuazione di tutte le indicazioni contenute nei CAM. Come potete vedere, nella ristorazione scolastica è previsto un significativo quantitativo di cibo biologico, almeno il 50% rispetto a frutta, ortaggi, legumi e cereali. Per cereali si intendono tutti i cereali utilizzati nel primo piatto. L'ortofrutto deve essere di quinta gamma e c'è una limitazione per quanto riguarda i prodotti di quarta gamma, i prodotti surgelati, e quindi i GAM diciamo, prescrivono un quantitativo minimo di prodotti biologici o altrimenti qualificati nell'ambito della sostenibilità inferiore rispetto a quelle che sono le indicazioni per le mense bio. E anche, ad esempio, negli spuntini va a diciamo, obbligare la somministrazione di frutta o ortaggi o yogurt o pane o altri prodotti da forno non confezionati in monodose, quindi diciamo una riduzione delle classiche merendine. E questi sono altri requisiti per gli altri prodotti alimentari. Questo è il criterio del chilometro zero e della filiera corta. L'unico, diciamo, modo per non ledere le norme a tutela della concorrenza è quello di legare
la qualità ambientale di un prodotto per quanto riguarda il cibo, il prodotto biologico, con la minore distanza e l'uso dei veicoli puliti. Attraverso questi, diciamo, tre elementi noi possiamo valorizzare, anzi possiamo appunto far riferimento anche nei contratti pubblici a prodotti locali senza che ciò possa essere impugnato. Ecco che fra le altre azioni che il Ministero dell'Ambiente, anzi la Direzione Generale Economia Circolare sta attuando in attuazione del piano d'azione nazionale del GPP è il monitoraggio del livello di applicazione dei CAM e in particolare è già stato prodotto un report nell'ambito dell'accordo di collaborazione che discende dall'accordo di collaborazione tra Ministero e ANAC. Questa indagine è stata fatta dal CNR-IA è stata un'indagine su base campionaria che fra le varie categorie di appalto, ambito oggettivo di applicazione dei CAM, ha tenuto conto anche dei criteri per i servizi di ristorazione collettiva e istituzionale. La fonte dei dati economici e delle gare bandite è la Banca Nazionale dei Contratti Pubblici, l'Osservatorio Nazionale dei Contratti Pubblici gestito dall'ANAC. Sono stati somministrati dei questionari ai responsabili unici dei procedimenti utilizzando una metodologia CAUI su piattaforma Google Moduli. È stato fatto quindi un piano di campionamento stratificato per quanto riguarda i servizi di ristorazione collettiva e istituzionale, queste gare, l'affidabilità dei dati qualitativi è garantita dal fatto che il personale del CNR laddove erano emerse incongruenze, ha effettuato dei colloqui telefonici, ha verificato i capitolati di appalto. I report non solo hanno l'obiettivo di considerare il numero e l'importo a base d'asta delle gare conforme ai CAM rispetto a ciascuna delle categorie di appalto che sono state selezionate per questa indagine, ma anche di rilevare come sono state effettuate le verifiche di conformità, di dare una graduatoria delle motivazioni alla base della mancanza d'applicazione dei GAM, di dare una graduatoria sui criteri premianti utilizzati e anche a valutare l'efficacia delle iniziative formative e anche una sensibilità rispetto al tema. I dati che sono emersi riguardo i servizi, l'applicazione dei CAM dei servizi di ristorazione collettiva hanno stupito anche noi. Come stavo dicendo prima, le gare che sono state monitorate sono quelle dell'anno 2021, l'importo aggregato a base d'asta è di 3 miliardi di euro. Come potete vedere, anzi vediamo da questa slide, hanno applicato sicuramente i CAM obbligatori il 56,2% delle gare, però gare di un importo a base d'asta molto elevato, cioè pari al 95%, poiché il tasso di risposta è stato superiore al 30% e le risposte che sono pervenute sono state, diciamo così, verificate, quindi le risposte sono affidabili, è stato possibile fare una proiezione rispetto all'importo aggregato delle basi d'asta conforme ai CAM che per l'anno 2021 sembrerebbe ammontare a 2 miliardi 890 mila euro.
e anche siamo stati felici di vedere che da questa indagine i criteri maggiormente utilizzati sono proprio fra i criteri premianti, sono proprio quelli relativi ai prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta, e anche che c'è stato in qualche sparuto caso anche è stato utilizzato il criterio premiante relativo alle verifiche delle condizioni di lavoro lungo le catene di fornitura, che prende le mosse da, diciamo, delle esperienze dei paesi nord europei, per i quali che, diciamo, hanno consentito l'emersione di situazioni critiche sotto il profilo dello sfruttamento dei lavoratori e il miglioramento di queste condizioni di lavoro. Ecco, quindi grazie per l'attenzione. Ci sarebbe molto da dire su questi CAM, ma insomma questo è intanto.